Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli del telegiornale. Mattarella oggi a Palermo in visita alla Fincantieri, il primo pensiero del presidente alla Sicilia ferita dal ciclone Harry e il colloquio con Schifani. Complimenti poi agli operai per i risultati raggiunti. La stima dei danni del ciclone continua a crescere, servirà oltre 1 miliardo di euro per la ricostruzione. Lungo la costa, da Catania a Messina, si lavora con pale e ruspe per rimediare al disastro, impegnati anche i militari. Salvo Cocina nominato commissario per l'emergenza nel pomeriggio, sopralluogo del presidente Schifani. Trapani, spaccio, ricettazione e corruzione. Indagato anche un vigile urbano per peculato, auto di lusso acquistate con proventi illeciti. Uno dei fermati aveva violato i domiciliari 39 volte, 12 gli arresti. Un'ondata di like, condivisioni e visualizzazioni che regala numeri sempre crescenti per i social di Antenna Sicilia, Telecolor e Sicilia Web. Nel 2025 420 milioni di visualizzazioni e 7 di interazioni, e il 2026 si è aperto con il grande lavoro per raccontare la devastazione del ciclone Harry. Calcio, il Palermo domani a Modena, Inzaghi scioglie il nodo tre quarti mentre il mercato entra nel vivo con Janssen sempre più vicino. Serie C, il Catania si prepara ad affrontare domenica il Cosenza con alcune novità in squadra. Miceli potrebbe esordire per sostituire lo squalificato Pieraccini. È fatta per Carnielutti e Di Noia. Bentrovati, apriamo il telegiornale parlando della visita del Presidente della Repubblica Mattarella a Palermo, a Fincantieri, dove per prima cosa si è interessato degli aggiornamenti sui danni provocati dal ciclone. Poi si è complimentato con gli operai appunto dei cantieri navali. La visita dunque speciale del Presidente Mattarella ricomprende anche un incontro con il Presidente della Regione Schifani. Ma sentiamo Marco Gullà. Oggi la visita alla Fincantieri di Palermo per la cerimonia di celebrazione della storia del cantiere navale del capoluogo. Domani invece a Cefalù per presenziare in cattedrale al convegno Mediterraneo, Mare di Pace. Agenda palermitana per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al suo arrivo nello stabilimento Fincantieri il Capo dello Stato si è soffermato col governatore della Sicilia Renato Schifani, chiedendo ragguagli sui danni provocati dal ciclone Harry. Una visita significativa quella di Mattarella ai cantieri navali della sua città natale, una visita che assume anche il valore di riconoscimento delle lotte portate avanti negli anni dalle lavoratrici e dai lavoratori. Lo spirito del cantiere che si trasferisce da generazione in generazione, il senso di appartenenza delle maestranze, che in questo cantiere è sempre stato molto alto, ed è questo spirito che ha accompagnato e sorretto l'alta professionalità che ha sempre caratterizzato questo cantiere e che oggi trova, grazie a Fincantieri, prospettive così ampie, così rinnovate e rilanciate. Il presidente Mattarella si è poi complimentato con alcuni operai della Fincantieri. Complimenti per i risultati straordinari e eccellenti dovuti alla vostra opera, ha detto il Capo dello Stato. Andiamo proprio alle stime sui danni del ciclone. Servirà oltre 1 miliardo di euro per la ricostruzione e potrebbe davvero volerci molto tempo. Maglio Viola. Oltre 1 miliardo di euro fra danni provocati alle infrastrutture e ristori alle attività bloccate dalla furia del mare e dai danni subiti. Un'estate a rischio per alcuni dei borghi marinari più belli della Sicilia e una ricostruzione per la quale potrebbe volerci molto tempo. All'indomani della prima quantificazione dei danni del ciclone Harry, le stime continuano a crescere. L'esercito sta intervenendo per rimuovere i detriti sul litorale messinese. Per la messa in sicurezza del territorio, il commissario per l'emergenza, il capo della protezione civile siciliana, Salvo Cocina, nominato dalla Giunta, dispone di 50 milioni di euro. Altri 20 sono inseriti in un disegno di legge. La prossima settimana il governo Meloni dovrebbe dichiarare lo stato di calamità nazionale e potrebbero arrivare altri 50-60 milioni. Si tratta dei soldi necessari solo per togliere i detriti, ricostruire le barriere, rendere transitabili le strade e utilizzabili le tratte ferroviarie danneggiate. Il triste primato dei danni tocca al catanese, dove serviranno 244 milioni di euro, seguito dal messinese con 202 milioni e mezzo e dal siracusano con quasi 160 milioni.
40 milioni invece per le isole minori dove sono stati distrutti porti e banchine. Le navi non possono attraccare, bisogna realizzare pontili e ripari d'emergenza per evitare l'isolamento. Ma subito dopo l'emergenza bisognerà guardare alla stagione estiva, fortemente a rischio. I sindaci chiedono poteri speciali nei loro territori per accelerare la ricostruzione. I primi cittadini potranno operare da subito, ha detto il ministro Musumeci, ma in realtà la loro azione dovrà comunque essere concordata con il commissario per l'emergenza e quello per la ricostruzione che sarà nominato subito dopo. E oggi pomeriggio nella Riviera Ionica arriva il presidente della regione Schifani, ma intanto si lavora con pale e ruspe per pulire il disastro lasciato dal ciclone. Francesco Triolo. Ruspe ovunque, da Mazzeo alle Toiani, da Furcisicolo a Nizza. Sono i giorni della fatica, del lavoro, della resilienza. Si cerca di pulire la sabbia dalle strade, di togliere quanti più detriti possibili. Mezzi della protezione civile, dei comuni, anche l'esercito impegnato nell'opera di bonifica dei territori della Riviera Ionica, travolti dalla furia del ciclone e delle mareggiate. La preoccupazione maggiore è quella che riassume qui il sindaco di Lettoianni, Alessandro Costa. L'aspetto che mi preoccupa di più sono i tempi di realizzazione di queste infrastrutture. Insomma, ci dobbiamo mettere in moto. Io penso che siamo all'inizio di una stagione estiva, cioè a cavallo di una stagione estiva importante per l'economia del nostro comune. Fra 3-4 mesi qui si comincia. Questa invece è Mazzeo, la frazione a mare di Taormina, confinante con Lettoianni. Anche qui ruspe e operai al lavoro per togliere i detriti. Anche Nizza di Sicilia sta cercando di rialzarsi. Immagini che fanno il paio con quelle degli altri comuni della costa. Sabbia, fango, detriti, strutture sul lungomare devastate e tanta gente che si sta rimboccando le maniche per dare un aiuto. A Furci ieri sono arrivate decine di volontari, oggi invece c'è l'esercito col 4° reggimento genio della Brigata Aosta. Qui la situazione del lungomare è parecchio complicata, così come a Santa Teresa, dove è crollato in più punti. Nel pomeriggio è previsto il sopralluogo del presidente della regione Renato Schifani e del capo della protezione civile regionale Salvo Cocina. La regione Sicilia, come ha detto ieri Musumeci, è la prima interfaccia dei comuni in questo momento, che però non sono riusciti nemmeno a parlare col ministro. Lo sfogo del sindaco di Santa Teresa, Danilo Lo Giudice. Ma non avere la possibilità neanche di poter parlare 30 secondi con il ministro piuttosto che con il capo della protezione civile, non perché gli dovevo dire non lo so, ho bisogno di una cortesia, ma per fargli comprendere per esempio che la fognatura in questo momento è a mare. E adesso a Santa Tecla, nella Costa Cese, dunque provincia di Catania, si cammina sulle macerie. Il ciclone ha sventrato le case e cancellato ogni attività economica con gli imprenditori scoraggiati. Eva Spampinato. Qui ci sono molti sacrifici della mia famiglia, sacrifici miei per tanto denaro. Sono le lacrime di chi sa che non potrà tornare a lavorare presto, forse mai più. Non è catastrofismo, è dura realtà. Giuseppe Musumeci è un giovane imprenditore che aveva investito tutto in questo bed and breakfast affacciato sulla scogliera di Santa Tecla. Ecco cosa ne è rimasto. Le onde hanno superato anche quel tetto, il tetto di quella mansarda, arrivando dall'altro lato, vedete i vetri sfondati. C'è una spiaggia livellata dove la gente veniva chiaramente a fare il bagno, invece l'onda praticamente con l'intensità faceva da rampa, questi piedi facevano da rampa e andava a colpire i muri delle case, quindi che in fondo sono arrivati fino là sotto. Nei giorni del ciclone Giuseppe ha mandato via ospiti americani e alle richieste booking che continuano ad arrivare sul suo telefono per i prossimi mesi non sa cosa rispondere. Le prenotazioni arrivano, ci sono, ma tutto attorno non esiste più un indotto turistico. A Santa Tecla si cammina sulle macerie. Le onde sono entrate, hanno sfondato letteralmente muri, porte, finestre e sono andate addirittura dall'altro lato, sfondando i vetri della parte opposta della casa. Gli imprenditori sono sfiduciati perché mentre si chiede loro di rialzarsi, i risarcimenti per l'ultima mareggiata non sono mai arrivati. Da imprenditori siamo sempre pronti a rialzarci, ma pensate un po' che 3 anni fa c'è stata un'importante mareggiata, nonostante abbiamo reinvestito, ricostruito, abbiamo preparato tutte le modulistiche, questi soldi arriveranno, qualcuno vi aiuterà, ma ancora nessuno mai ci ha aiutato. Abbiamo fatto tutto, la perizia di cose, forse proprio in questo momento mi stanno chiamando un pochino per vedere
di risarcire qualcosa di 3 anni fa? 3 anni fa, esatto. Ogni giorno di fermo qui è un danno che non si vede ma pesa e scoraggia. Loro in qualche modo non hanno più intenzione di continuare. Io naturalmente farò di tutto per farlo continuare. La maggior parte dei danni provocati dal ciclone sulla costa poteva essere evitata. Così al nostro telegiornale il presidente di Natura Sicula Monreale, ricordando che in Sicilia è vietato costruire entro i 300 metri dal mare. Servono controlli più stringenti e attenzione nella fase di ricostruzione. Francesco Aloi. Nella Sicilia devastata dal ciclone Harry ci si vuole rialzare al più presto. Da Messina a Siracusa, passando per Catania, sul litorale c'è la distruzione, che secondo gli ambientalisti in parte poteva essere evitata. La furia del mare ha sventrato tutto: case, negozi, lidi, strade. Le costruzioni troppo vicine al mare sono innaturali, perché quello non è l'habitat dell'uomo, quello è l'habitat del mare. Per cui insomma aver insistito, sanato, le responsabilità voglio dire sono tante, non solo di chi ha costruito ma anche di chi ha consentito che si costruisse. L'unico dato positivo è che non si contano vittime, soltanto danni materiali che però superano il miliardo di euro. Il problema è che non sono state rispettate quelle norme che avrebbero evitato di avere questi danni e soprattutto di dover poi destinare fondi pubblici per la ricostruzione. Adesso, passato l'occhio del ciclone, è il momento della ricostruzione, ma sarà fondamentale fare tesoro di quanto accaduto, perché secondo gli esperti i fenomeni meteo estremi saranno sempre più frequenti. In Italia le costruzioni devono stare ad almeno 150 metri dalla costa, in Sicilia addirittura 300 metri. Ovviamente quando si parla di infrastrutture qui il discorso della distanza è relativo, ma per l'edilizia privata, per pub, per solarium eccetera, se devono essere delle strutture fisse, queste devono stare a sufficiente distanza dalla costa. Chiudiamo questa pagina, ci fermiamo, torniamo tra poco con la cronaca che arriva da Trapani. A tra poco. E siamo tornati in studio, l'operazione Nirvana a Trapani, sono 12 gli arresti più un'altra misura interdettiva, c'è anche in mezzo il pluripregiudicato Ivan Randazzo. Le indagini hanno scoperto un traffico di droga, gestione occulta di attività commerciali e intestazione fittizie di beni di lusso. Sentiamo Laura Spanò. L'hanno battezzata Operazione Nirvana è stata eseguita dai Carabinieri di Trapani su delega della Procura. 13 le persone coinvolte, 9 quelle finite in carcere, 3 ai domiciliari, una sottoposta alla misura interdittiva dei pubblici uffici. Tra gli arrestati anche il pluripregiudicato Ivan Randazzo. Il provvedimento segue l'interrogatorio eseguito dal GIP nei giorni scorsi nei confronti degli indagati. Le indagini coprono un periodo compreso tra marzo 2022 e luglio 2023. Tra le vicende emerse nel corso delle indagini, la gestione occulta di alcune attività commerciali, un bar all'interno della stazione marittima, una tabaccheria, l'intestazione a terzi di autoveicoli. Gli investigatori hanno scoperto che Randazzo nel 2017 era riuscito a nascondere la proprietà di una Ferrari valore 170.000 euro e poi ancora una Maserati 4 Alfa Romeo del valore medio superiore ai 90.000 euro, una moto Honda, una Lancia Muse e altre vetture di valore poste sotto sequestro, proprietà che secondo le indagini derivano dalle molteplici attività illecite. Grazie a Randazzo la droga, anche a crack e cocaina, poi riusciva ad arrivare all'interno del carcere di Trapani. Le indagini su Randazzo hanno condotto poi i carabinieri a indagare un dipendente delle ACP di 64 anni, Giuseppe Marino, circa la presunta illecita gestione di alcune pratiche di voltura dell'assegnazione di 4 alloggi popolari nei comuni di Erice e Santa Ninfa.
A Catania la polizia ha chiuso un bar in piazza Risorgimento per gravi carenze igienico-sanitarie che sono emerse nel corso di controlli approfonditi. Nel laboratorio che state vedendo sono stati trovati scarafaggi e insetti un po' dappertutto, alimenti in putrefazione e 250 kg di prodotti scaduti, oltre ai locali con muffa e sporcizia. E adesso cambiamo decisamente pagina, è stato un anno molto importante di grande crescita nel consenso, nelle visualizzazioni, nei like, nelle condivisioni. Parliamo dei social legati appunto al nostro gruppo, Antenna Sicilia, Telecolor e Sicilia Web, con le tante pagine che sono riuscite a inondare appunto il pubblico attraverso messaggi chiari, diretti e coinvolgenti. Questo un po' il resoconto di un lavoro che chiaramente viene ripagato dal consenso del pubblico. Desiree Ferlito. Sono drammatici i primi bilanci dei danni causati dal ciclone Harry. Il 2026 si apre con il racconto social dei giorni difficili in una Sicilia devastata dal ciclone Harry. I video e i reel, le immagini forti sono arrivate al pubblico in un abbraccio di condivisione continua. Il bollettino meteo che abbiamo ricevuto pochi minuti fa ci dà un peggioramento delle condizioni del mare e del vento con un mantenimento di questa situazione fino alle 23. Dirette, post, aggiornamenti, messaggi e segnalazioni in questo inizio di anno sono il proseguo di un 2025 che ha registrato numeri in continua ascesa per i social di Antenna Sicilia e Telecolor. 420 milioni di visualizzazioni, un aumento impressionante delle interazioni che hanno raggiunto i 7 milioni. Ben il 735% solo nel 2025. Il pubblico ripaga a suon di click e like un'informazione che sa adeguarsi ai tempi, diventando sempre più giovane, come sempre più giovane il pubblico che ci segue da casa. Si amplia infatti il range dei telespettatori, dai giovanissimi ai sempre fedeli. TikTok, Instagram, Facebook, un team social costantemente al lavoro, una continua condivisione di argomenti inediti, l'informazione e la cronaca vicina anche alla generazione Z. E poi lo sport con prodotti diventati virali. Il primo contatto con un fatto di attualità avviene attraverso un contenuto visto sui social, come un breve video, un meme, una storia, uno screenshot ricondiviso, e la nostra TV, ammiraglia regionale, non resta indietro. Solo nel 2025 un aumento di 200.000 followers, 200.000 persone che seguono le pagine, che interagiscono sentendosi parte di una grande community. E adesso ci fermiamo, è il momento di un'altra pausa, poi torniamo con il calcio, cominceremo con il Palermo che è alla vigilia di una partita molto importante a Modena. Torniamo. Siamo al calcio, vigilia di partita per il Palermo che domani al Braglia affronterà il Modena sul mercato, ore decisive per la definizione dell'acquisto di Janssen. Marco Gullà. La giornata di domani potrebbe regalare uno strappo importante al Palermo. Rosanero che saranno impegnati alle 17:15 a Modena dopo che le dirette concorrenti per la promozione, ovvero Frosinone, Venezia e Monza, hanno terminato le rispettive gare da poco. Rosanero che sperano nei passi falsi delle competitor per poi fare il pieno di adrenalina in vista del match del Braglia. Il campionato infatti è già arrivato ad un punto in cui si inizia a guardare anche i risultati di chi è avanti in classifica. Il Palermo al Braglia contro un Modena coriaceo e sicuramente insidioso non può permettersi passi falsi. La vittoria sullo Spezia ha ridato entusiasmo alla ciurma di Inzaghi che adesso deve solo continuare a fare bene. Inzaghi ha un solo dubbio per la formazione sulla tre quarti. Gyasi contro lo Spezia non ha convinto, probabile un ritorno di Leduaron assieme a Palumbo alle spalle di Poyampalo, poi tutto confermato. Mercato si avvicina sempre più Janssen dalla Cremonese a fare ormai addirittura d'arrivo prossima settimana la possibile definizione. Flebili speranze anche per Tramoni del Pisa. Dani Mota ha detto sì ai rosanero, ma il Monza tentenna non è una trattativa semplice. Andiamo al Catania che domenica ospiterà il Cosenza. Al Massimino Toscano dovrebbe fare debuttare Miceli anche per via della squalifica di Pieraccini. E intanto è fatta per Carnielutti e Di Noia. Francesco Triolo.
Campo e mercato, temi che si intersecano in questi giorni per il Catania. I rossazzurri, che domenica ospitano il Cosenza, devono fare ricorso anche agli ultimi arrivi. Mirko Miceli infatti va verso il debutto in maglia etnea, un debutto quasi scontato. La squalifica di Pieraccini infatti lascia Toscano con gli uomini contati dietro, con l'ex Monopoli pronto a giocare, piuttosto che trovare una soluzione alternativa come l'arretramento di Quaini. Miceli si sta allenando da qualche giorno con la squadra, quindi non dovrebbe avere grandi problemi ad integrarsi immediatamente. Questa dovrebbe essere la novità più rilevante in vista della partita contro il Cosenza, ma intanto la società sta continuando a lavorare sul mercato, perché quanto fatto sinora non basta, considerato che tra infortuni e squalifiche Toscano ha sempre difficoltà. Così ecco che il club ha già chiuso altre 2 operazioni, perfezionato intanto l'accordo con Riccardo Carnielutti, difensore 26enne, proveniente dal Crotone, 21 presenze ed un gol nel torneo in corso. Scuola Roma, in precedenza vestiva le maglie di Giuliano, Monopoli, Gelbison, Potenza, Fana e Modena, totalizzando quasi 200 presenze in Serie C. Chiuso l'ingaggio anche di Giovanni Di Noia, si attendeva di conoscere il futuro del Trapani per il centrocampista, ma lo slittamento della sentenza ha imposto un'accelerata. E oggi, dopo questo telegiornale, il consueto appuntamento con Preview, in studio Marco Carli, in primo piano il Catania che attende il Cosenza e le ultime di mercato che avete sentito nelle anticipazioni del servizio di questo telegiornale, in più il punto tattico, le notizie che arrivano anche da Trapani e Siracusa. Dopo questo telegiornale dunque arriva Marco Carli con Preview, non perdetelo. Io vi ricordo il prossimo appuntamento invece con il nostro telegiornale alle 19, vi ringrazio per averci seguito.